Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Tragedia a Palermo, un turista 28enne proveniente da Barcellona è morto a causa di una caduta dalla scogliera di Mongerbino ad Aspra, vicino Palermo. Il giovane sarebbe precipitato da un'altezza di 40 metri. Nuovo processo in appello per Antonino Borgia per l'omicidio di Anna Maria Di Piazza avvenuto a Partinico il 22 novembre 2019. La Cassazione ha deciso di annullare con rinvio la condanna per valutare la sussistenza della premeditazione e dei futili motivi. Beccato 25enne di Sciacca a rubare sulla nave da Genova a Palermo. Stava anche trasportando cocaina nel portabagagli dell'auto. Il giovane è stato fermato dalle forze dell'ordine. Cade dal balcone mentre annaffiava le piante, grave una donna di Rosolini. L'impatto le avrebbe causato un politrauma e ferite al volto. Soccorsa dal personale del 118, è stato trasportata e risoccorsa all'ospedale Cannizzaro di Catania. 3 rimorchi carichi di barchini utilizzati dai migranti per raggiungere Lampedusa sono stati scaricati sul molo di Porto Empedocle. Le operazioni continueranno nelle prossime ore. E per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci!